Buonasera, ben chiatazza Gnovis. Un pareclevista le muar colanda urman dopo la Ievade de Mon Valinis a Midun. Lis condizions dall'oma son someadis da urman disperadis. L'incidente è succedut poc prima d'estre. Sul puesto han operati tecnics dal soccorso alpin di Manià, lis guardis dal FUC e il personale sanitario dall'elicotter a son in corso investigazioni dai carabinieri de stazione locale. E un uomo è restato ferito in maniera seria queste mattine in un bosco, poco sotto pass Moncro Stratimis e Nimis. All'iere da ura Falen, sculpari e quanca è stato colpito di un ramaccio. Ha riportato un trauma cranico, l'uomo residente in zone è stato da urman soccorruto. Il personale delle ambulanze l'ha stabilizzato e sistemato in bareglot l'uomo prima di drecciarlo a Orcula Binte per portarlo in ospedale a Udin. Le sue condizioni sono serie, ma non saranno in pericolo di vita. Un uomo di 45 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato da polizie in esecuzione di un ordine per carcerazione de Procure Generale d'ogni l'accordo di appello di Trieste. Alla disconta 5 anni e 5 mesi di reclusione per 2 condanne. La prima è che riguarda un imbroglio compiuto in tal 2011 in tal'ambito de compravendite di un veicolo. La seconda è per via che è ritenuto colpevole di vendite al dettaglio e di importazione di cocaina da Spagna. Attenzione massime a sostenibilità ambientale da investimenti previoduti in aree industriali da Aussequar, alle cieche l'assessore regionale e attività produttive e al turismo Sergio Bini, all'assicurata ai rappresentanze delle associazioni di categorie, Assonautica, Assomarina, FVG Marina, sia agli operadors economics, Confcommercio, Confartesanat e Turistics di Lignan e Grau, in occasione de taule che si è tenuta queste mattine a Udin sul tema del disviluppo de nautiche regionali. La zona industriale a Ussequari è stata individuata anche aree preponute per un investimento privato di più o manco 1 miliardo di euro, che porterà a creazione di 1 miliardo di posti di lavoro. A lei il progetto per un laminador firmato Metinvest e Danieli. Più di 430 neodiplomati hanno partecipato a Udin a prove di ammissione a medicina e odontoiatrie. I posti a disposizione all'Ateneo Furlan per medicine sono 140 voti. La prova, 60 quesiti di risolvi in 100 minuti, si è fatta in contemporanea in tutta Italia, impegnando più di 65.000 aspiranti per 14.640 posti per medicine e 1.330 per odontoiatrie. Alle ladut ben? Ma sì, alle ladut ben, manco così al semei, forse ieri emozionate come calaios calsedi, però insomma è sempre una prima prova importante questa dal test di medicina, tante emozioni, tante agitazioni, però anche dopo tante soddisfazioni, perché è una carriera che intendi scominciare, perché è motivata e al sen di una vocazione per fare un mestiere che è un mestiere impegnativo e che ha presuppone un studio lungo e veramente faticoso. C'è molto all'altro l'esame? Allora, all'elata va bene, è stato un lavoro difficile, rispetto agli altri anni sicuramente è stato un gruppo complicato, hanno diminuito tutte le culture generali, robe del genere, hanno messo biologia, hanno messo chimica in cui, che sono materie che o tu hai studiato o non tu possa avere, insomma, non c'è per farci di studiare e insomma, di prepararsi in una certa maniera, ecco. Audizione che stamattina in Consiglio regionale per gli ordini delle professioni infermieristiche che hanno portato in davanti delle proposte per invertire il trend di calda agli operatori, incentivi economici, ma anche le azze, appartamenti e visite agevolati. Il vicepresidente regione Riccardo Riccardi ha sottolineato che in tal 2017 infermieri dal servizio sanitario regionale a ieri in 7.352, passati al giugno Stat a 7.200 voti.
Alla conferma la disbisogna di altris 1000 unità, ma al resto di capia la evidenziat c'è fa a ingaggiaio viodudis lis limitazions nazionals. Con di plui alla specificata Riccardi il numero di operadors ogni 1000 abitanti è di 6,5 su 1000, quindi i 4 e 5 de medie nazionali. Le aziende de zone di Pordenone a Stancirin 120 lavoratori, ma non iucchiati. Un recruiting day promovuto da Eco e Regione Friuli Vignesi e Giulie alle Vierta Zovins e no. Appuntamento ai 6 di ottobre al Polo Tecnologico di Pordenone. Le candidature hanno essi inviati dentro dai 2 di ottobre. Il Comune di Udin ha da ora preparato e pronta un plan per continuare il più possibile le spese per illuminazione e riscaldamento, dal sicuro di là dal distudamento, des luz, dopo la miegenotte in qualche viale disabitata, al procederà a chiavare la illuminazione in altri parti delle città, c'è Mucal Scrarissi, il vice sindic Loris Michelini. Voi abbiamo discusso in giunta dal discorso dell'aumento dal presi dal metano, dal gas e anche dell'illuminazione. E sono numeri grossi. Il Comune di Udin ha un raddoppio più o meno al doppio di bollette di pagà. O quindi intervenire, o si già intervenuto qualche mese fa, si visai sull'illuminazione dei viai che non sono di residenze e quindi si poteva intervenire di mezzanotte in poi. Lo stiamo valutando come intervenire anche sui parchi pubblici, no, che non sono sierras, che sono viars dove magari si può distudare le luci durante le notti, anche che è un risparmio. Dopo volessi anche diminuire al manco di un grado le temperature dagli edifici comunali. Come anche sulle scuole sostengo dentro un attimino con il Ministero, con le regioni, come può intervenire anche con i dirigenti scolastici per dare su una mano a vicende, perché ovviamente se restano normative che bisogna tenere i balconi e metti il riscaldamento a 20 gradi, è evidente che bisogna consumare tantissimo. Chiaramente chi altri scienze, allora discorso del Covid, chi stanno, non dove spero che il Covid non cedi, ma chi stanno viene il problema dall'aumento dal costo proprio dal gas, quindi stiamo valutando un po' tutto. Come si indasse appuntamento le prossime settimane, lì ho analizzato anche più al dettaglio e lì ho di fare da interventi specifici. Non sto che fare, perché non possiamo aspettare quando è il mese di novembre e dicembre, no? A robi già fatti, sono venuti a venire come che tutti intervengono. Annullate per seconde volte la disinfestazione contro il moschin portador dal virus Usutu e West Nile a Tumiec. Una cinquantina di cittadini l'anno passato gliel'ade in strade per bloccare il trattamento, programmata e saltata anche ai 26 di agosto. L'intervento, deciduto dopo la positività al virus Usutu, rilevate in tumbolati salvati in tal centri città, al essere svuti partì a Miegegnot. Maraveati il sindic di Tumiec, Roberto Vicentini, che in taidis passati aveva provato a sclarire il motivo delle ordinanze dal trattamento. La disinfestazione al momento è dome rimandate alla fazzave modalità e teams saranno deciduti ioibe. Che 3 di Pordenone legge, appuntamento col festival dai libri, cui autori, dai cutuardis ai 19 di settembre. Un avvenimento speciale che acchiapparanno dome Pordenone, ma diversi comuni limitrofs. L'ambizione della rassegna le sta spleando, le dome vendi libris, ma crea coscienza dal valore fondamentale che la cultura e rivestis per democrazie. E alle dut parusgnot, novis al torne domani, ne sarà demandi.